Sbarca in Consiglio Comunale a Vicenza la mozione per stoppare il Tribunale della Pedemontana e la Pedemontana sale sulle barricate. Fra i più accesi sostenitori del progetto del Palazzo di Giustizia Bassanese c'è Nicola Finco, che taglia corto sulle motivazioni e va al cuore politico della faccenda. Ma la cosa più scandalosa di tutta la vicenda è il comportamento asservile e supino da parte dei consiglieri comunali ad una precisa lobby di potere. I consiglieri comunali dovrebbero occuparsi prima di tutto della loro città, quindi dei problemi del territorio di Vicenza, anche perché non mi sembra che la città di Vicenza sia un Bengodi, come tutte le città ha i suoi problemi. Invece vediamo che hanno talmente tanto buon tempo che si occupano addirittura del Tribunale della Pedemontana. L'iter del Tribunale della Pedemontana è instradato da tempo e il territorio, dai sindaci alle associazioni fino al tessuto imprenditoriale, si è già espresso in modo piuttosto chiaro. Un iter che oltretutto sta procedendo anche in maniera abbastanza spedita a livello romano, tanto è vero che il sottosegretario Stellari si è preso un impegno in prima persona, è venuto più volte sul territorio, quindi veramente non riusciamo a capire questo atteggiamento che poi andrebbe anche a creare un precedente molto grave. Ecco quali sono i rischi di una situazione simile per il vicepresidente del Consiglio regionale. E se oggi Vicenza si arroga il diritto di decidere su un qualcosa che dovrebbe nascere in una specifica zona del territorio provinciale, domani mattina un qualsiasi comune potrebbe presentare una mozione, un atto amministrativo contro una scelta qualsiasi dell'amministrazione comunale di Vicenza. Quindi veramente una scelta fuori luogo e che ritengo anche folle, irrispettosa della volontà di un territorio, irrispettosa anche dei ruoli istituzionali, perché mai nessuno avrebbe pensato a un atteggiamento del genere.